che ci ha fatto più scoppiare è stata l'usurpazione, diciamo, di Pratobello. Il 69 non poteva essere non solo per me, ma per tutta la popolazione di Orgosolo una data, un anno di ammentare. Oh, che succede? Che durante la gestione di questo commissario prefittizio hanno fatto il promistamento di Pratobello, cioè la popolazione senza sapere niente, nulla per nulla, l'amministrazione non avevamo. Però più una bella lotta per la difesa sul territorio comunale. Noi abbiamo una funzione, la struttura di Pratobello, questo villaggio che va sorto anni prima, in fondo alla casa del mezzogiorno, che non si sta mai utilizzando. Un villaggio fantasma. E mentre orgolese pensavamo sì, non sia i governanti se ne hanno pensieri sopra di questa struttura, della usare a caserma, a base permanente. Hanno fatto tutti questi lavori di restauro, hanno portato l'acqua dal Govosai, stavano ricinghendo tutto il terreno, che cavolo stanno combinando, senza permesso, senza niente. E andiamo ad appurare, e ci stavano fregando. Era portare il poligono permanente. A fine maggio sono stato affisso sul manifesto e annunziavano a seguire di svolgere questo poligono militare e questo manifesto invitava, avvisava la popolazione di Orgosolo a da qui a 20 giorni circa si deve iniziare sul poligono di tiro. Mi pare ad iniziare il 9 di giugno, se non aumento male. E la popolazione naturalmente, dopo che ha visto questo manifesto, l'ha disorganizzare in questi 20 giorni. I giornalisti hanno ovviamente, hanno dopo, forse hanno il proprio lavoro, senza di voi, hanno domandato aumente la semina di Orgosolo, avevamo ricevuto i militari. Aumente non siamo preparati ma ci siamo preparati a non riceverli. Ci abbiamo trovato questo manifesto dicendo dello sgombero, tutto il bestiame, eccetera, eccetera. Bella questa, fino alle memorie. Il fulcro più della lotta era il circolo giovanile, il circolo culturale, diciamo, giovanile. Però ecco, non immaginare come un circolo intellettuale, perché c'erano degli intellettuali, aperto a tutti quanti, però nasceva anche come circolo fortemente antimilitarista prima di tutto. Quindi i primi mesi del 69 li abbiamo utilizzati quasi esclusivamente come attività, quella che ci ha assorbito maggiormente era proprio la divulgazione di notizie sul costituendo parco per il Gennargetto. Eravamo riusciti a non avere per vie traverse il progetto, un volume enorme. Poi mi ricordo anche le stupidaggini che avevamo riscontrato in questo progetto. Noi avevamo fatto un elenco di 150 famiglie almeno, forse anche di più, come persone addette alla pastorizia, comunque erano anche 2 o 3 in una famiglia, per cui erano 300, 400, 500 persone circa impegnate nella pastorizia. Per questi studiosi del progetto della General Piani, invece, mi pare che si riducessero a 13,2. E poi, mettendo insieme le tessere del mosaico, venimmo a sapere che la storia del parco si voleva far passare, che era segreto poi questo studio, lo si voleva far passare insieme al problema della base militare. Cioè, dal punto di vista della difesa dell'ambiente era un po' paradossale, no? L'idea era questa, cioè portiamoci i militari, portiamo il parco con la gente che si fa dentro il parco, guardie, studiosi, quelli che volete, e così controlliamo il territorio. Il territorio di suo comune, però è gravato sul comune nostro, è gravato sul terreno comunale, è gravato sul civico. E sul civico può entrare pagando, e paghiamo non tanto, non fu stabilito tanto a capo, ma bensì una capitazione. Noi mandavamo noi,
perché io tutelavo sempre a questa cosa, sono sempre su comune, non noi dobbiamo fare esaffitto, però e su Pasqua non mandavamo noi, non mandava da nessuno, e ormai era di a barrare, quindi santo andiamo a barrare. E una cosa interessava a tutta la popolazione, a tutte le categorie. Marito mio, operaio, lavorava in edilizia. Intanto avevo un territorio comunale, e pastore, io pastore oggi hanno un po' di essere pastore, e viceversa. Sul territorio interessavano momentaneamente i pastori a subestiamene. Penso a su periodo all'incirca 30 in mizza o 38 mizza di capo di bestiame vai da il suo territorio. E il problema interessava da tutti. Intanto io del suo parere contadino o pastore o operaio è una catena in una comunità mentesa nostra danno e adesso pastore lui ha dato tutta l'economia di orgoglio. Comunque sono sicuro che te lo sanno scuro, ma le antemporanee di spostare su bestiame ne solo fino di cui non davano l'indennizzo ma di altre visseria. E poi sul 69 sono venuti addirittura prima lo mospiante credevamo sì, o metti sono anni prima e l'hanno fatto, invece siamo sorpresi e si trattava da diverso, dobbiamo stare follare. Il suo poligono di pedestal permanente e non temporaneo momenti più. Essas boias sono bene proposte sul comune, sono bene, noi siamo rientrati solo in un mese, neanche. Siamo stati il 20 maggio, in giugno non andavamo, di cui abbiamo mostrato andare, andavamo, prima non potevamo andare. Questi isolati, dopo un mese questi isolati, hanno avuto delle mani, si sono zastra, e noi, quando andremo su una punta a satira, loro forestali, prima di tutto non vanno nulla, tanto il disagio, e buona ridica di mutua. In Pruso non fu per un anno preoccupare la gente, non avevano un poligono permanente. E nello permanente io stavo sempre in fuori a noi. E che ti usa preoccupazione, manna, non fu da affrontare un mese, affrontare un anno. Venivano anni e poi si canavano, si barravano 30 giorni o 40 giorni. Però se questo poligono, cada anno con sul tempo, usava andare stue. A de mutua non ti piace per storare pure andare. E questa zona è piava, tutta questa zona di uno spastoretto sulle nicue. E noi siamo azzerati. Sì, sono il poligono permanente, su comunale orgoglioso, però il pastore non poteva stare, poi non ti lo erano in zannario, non ti lo erano in frevario, erano in giugno e in luglio. Proprio a suo tempo tu eri entrando e arrivando in sospiro torni che guarda fuori. E così sono partiti decisi. E se non fa in corso di partire in casa decisi, come sta sempre in fuori. Sono bene, comunicando in nulla, dobbiamo fare sostituto. E per tutto dobbiamo sfollare tutte queste cose. Ci fu circa una settimana e più di mobilitazione continua. Prima volta giungemmo, il primo giorno si rischiò lo scontro, perché noi giungemmo in massa verso Pratopello. Allora erano già venuti tutti i militari. Avevamo dormito lì, così la mattina noi eravamo già dentro il poligono era già occupato. E i pastori avevano comandato di stare lì, per cui era già pieno di gente. Quelli che invece venivano dal Goslo la mattina, noi da lì da Sirilomo, dove siamo saliti, vedevamo sia le curve di San Marco, cioè da dove stava venendo la gente, una processione, motocarrozzelle, camion, trattori, tutto quello che era possibile immaginare. I monopattini non salivano, non andavano in salita comunque. E dall'altra parte vedevamo questa colonna di macchine dell'esercito che scendevano dalla parte di Forni, con le luci accese. Veramente era una cosa un po' spaventosa. Però nelle assemblee popolari che avevamo fatto in precedenza era stato detto chiaramente alla gente: noi dobbiamo fare licenza passiva, dobbiamo stare lì. Il solo fatto che noi stiamo lì impedirà loro di fare i tiri. Per cui qualcuno ci ha chiesto: ma armi ne portiamo? Cioè di quelli che comunque le armi magari ce l'avevano in tasca sempre. Per favore, niente armi, perché altrimenti succede un casino. Basterà una scintilla per succedere. Perché poi avevano portato dietro i militari, c'erano un sacco di c'erano portato i baschi blu, poi c'erano i baschi neri, i carabinieri. Nello stesso periodo c'era stato uno sciopero molto lungo al cantiere navale di Palermo della Fincantieri, e poi quelli lì erano traghettati qua. Insomma, il giorno la gente comunque salì e trovò i blu stradali, per cui le macchine vennero lasciate e però la gente deviava. Questo era il 19 giugno. Arriviamo a Sant'Antioco, al Bivio,
E lì ci venne incontro, dopo un po' ci venne incontro la colonna dei militari. Alt, si fermavano tutti sulla strada, no? I militari dall'altra parte e noi da questa parte. Ma raccontiamo un po' la storia, ma comincia. Quando siamo usciti noi proprio lì al bivio, loro i militari erano schierati sulla strada di Pratobello per andare verso la Carcere e via discorrendo. E li abbiamo affrontati lì. E avevano il telefono tutto, i fili del telefono, da Pratobello, dal comando. Partiva, e abbiamo cominciato a tagliare i fili fino là. Libe, prima non querían cazzare su tutto e non hanno subito, non riuscivano a nos rifollare, a sgombrare su poligono. Noi anduviavamo, bruciavamo matta e si assumono e che vi assumono dai largo, quindi dimostrava su poligono sempre occupato e io non potevano sparare, uno imbroccava il gas. Ad ogni modo hanno ambito e non potevano sparare, tanto anche là, non si invade la orza. Noi siamo io di Piambene su Manzano, noi siamo permissori da notte, impostati su strada, e quindi da Pratobello a Prado, una Ramos, in cui sai vanno nemmeno. E quando broccavo su strada, io sono benioso, armato, in carros armados, auto blindas, a sottogola a posto, da non spondere a truva, noi siamo invaso su strada e io si diriano alle sapere un aido. E si strada che arrivare fino a su bivio, hanno saputo bello, però non giravano le macchine, no, poi dai no, marcia indietro. Ci hanno aperto un cancello di una tanca, entrai, girai e adausimos. Adesso lo siamo pensato prima che lavorare in tutto il territorio orgoglioso, fino a su villaggio Pratobello. Noi siamo resissi a coinvolgere quando la Camera di Lavoro organizzava i braccianti e altri, e i pastori nel lavoro, sono rimbelli tutti i siritti, sono sindacati verso l'alleanza contadini. E avevamo un dirigente in media popolare preposto e bisogna stare in tentativo di dividere sul movimento e un po' da parte dei pastori e una pastores della proprietà del suo comunale. In Gianoglio, per esempio, hanno tentato di trattare separatamente il subprefetto stava pro l'area di accurziare la lotta della Emilia prima e invece si arrivato quasi a un incontro, insomma, in un incontro abbiamo usato un'assemblea della Camera di Lavoro tra Gianoglio e Prevosto e noi. E poi si arrivato però a una mediazione, a un accordo. Si è deciso di eseguire la lotta a tutto pari. Un gruppo di loro era stato convinto ad andare dal prefetto. Da Gianoglio e dai suoi parenti di qui era stato convinto ad andare dal prefetto e quando noi l'abbiamo saputo abbiamo convocato l'assemblea popolare a mezzanotte. Quando hanno sentito il bando la gente, il bando aveva una funzione grandissima, no? Tanto è vero che poi minacciarono il banditore, non doveva dire che c'era l'assemblea, allora lui suonava solo una musichetta, no? Anonima, il balossato. La gente arrivò un po' malandata, proprio lì di fronte c'erano almeno 400-500 persone. Siamo partiti direttamente da Pratobello, prefettura, e su prefetto, da lui, il prefetto, e nos ha illustrato tutto, non so, vi conviene abbandonare i pascoli, andarvene, concedere di fare, di lasciarli fare questi tiri, non so perché siete pagati così, non so sia il numero del bestiame, sia il personale. L'abbiamo lasciato parlare e poi in ultimo ha preso la parola Alessandro. Questa parola ha prevosto. E allora lei ha prevosto, lì una grande situazione, non abbiamo pastore, non vamos a andare e quindi dobbiamo parlare proporzioni. Il prefetto non ha prevosto, lei sta facendo un comizio a un certo punto. Prevosto la risposta, i comizi li ho fatti da onorevole e me ne onoro. Disonore ricattare la gente come sta facendo lei, signor prefetto, che vuole ricattare i pastori di Orgosolo con i soldi e mandarli col bestiame allo sbaraglio.
questo me lo ricordo bene, accidenti, perché è risultato quasi un pericolo di vita il mio fratello minore, Mauro, aveva un testareggio. Siccome loro avevano le tende dentro Secchiulu, sopra Pratobello, e c'erano le sentinelle che si avevano il fucile in mano e quelli l'ordine lo devono seguire. E guai che nessuno... Invece Maureggio spavaldo salta il muro. Meno male che c'era Achille Prevosto, che se Achille ha fatto molto. Non eravamo moltissimi al circolo, però volevo dire che non eravamo distaccati dal resto della popolazione. Con i compagni del PC allora avevamo sempre un po' dei rapporti un po' conflittuali, però ci ritrovavamo nell'azione, ci ritrovavamo comunque. Se voi ricordate, il giorno di Pratobello, del primo giorno, quando Giovanni Congiaglio proprio era in testa e se ne entrò in mezzo alle tende e iniziò a dare calci ai cartelli che dicevano Keep out, come dicono gli inglesi, perché sono militari, togliti dai piedi, bussa via, e c'erano i militari con i fucili. Io avevo il megafono e urlavo di non entrare, capito? Poi ci fu un momento di tregua e ce ne salimmo noi da una parte più su e loro più giù. Prevosto era da quella parte e urlava, diceva Giovanni Moro, fresco del casino, Giovanni Moro, lasciare per nome, chiamiamoci per nome, come dire di non fare i provocatori o altre robe, perché il megafono lo rimbeccai molto duramente ingiuriandolo. Gli dicevo, il tuo posto, se sei una persona seria, non è Lino, è qui. E a me, che ero vicino sul Beato Antonangelo mi rimproverò aspramente perché avevo parlato così a Prevosto. Questi dell'apparato erano fin dall'inizio, insomma, avevano sempre paura che noi gli rovinassimo la baracca, non so che cosa, non so per che cosa, perché quando sappiamo benissimo. Voi sapete benissimo che successero pochissimi incidenti, proprio perché era organizzato bene da noi, la gente era intelligente, non era mica scema. Altrimenti con tutti quei poliziotti carabinieri che c'erano, con tutta la gente, successe qualche piccolo tafferuglio. Un poliziotto disarmato, addirittura da Madonna, tranquillissimo, perché questo qui aveva trovato un ragazzo. Ebbene, lui dice, libera quello che ti ritrovò il moschetto. Quello era disperato, perché in quel momento quello l'aveva portato via là. E hanno tentato di invadere insomma un che va su un mango e metteva di sempre un maresciallo, non erano ragazzi, non potete fare così, ritornate indietro, se no vi sparano qua, una cosa così e non siamo, e anche gli orgulli hanno detto no, non andare sopra il campo. Comunque già prima di andava una lotta terribile su proprio, un meda, risos, bene, a me mi mandava un tiro, avevo difendendo una ilmina, una spinta di punta su moschetta, no, un carabinieri su proprio, e provavo difendendo una ilmina, E noi in partenza non sono allarmato, ad Pian Venere, vado più da riunione, tutto andavo a Pratobello, a insistere per non vivere. Invece hanno deciso di venire, stando stanotte, sono arrivato, vediamo se le macchine si arrivano. Arrivano le macchine, convinto ad assediare la vita. Arrivavano a subire, hanno creato un tretto che moriva a San Luca. E invece su Manzano non hanno andato a ingriato. Bene, a murmurta, se prima tutto calmo l'ambiente. E non cambiavo, e non sono correndo una mandra a subire. Come ti può cambiare? E non sono cansato, però un cambio, su artiva da buona, e no, se cade il piede e a sopra, e a subire. E noi siamo barrato tutti i giorni, prima di noi. Non che ne sappiamo, che stavo a stress, al batto, magari al batto, scuro. Ma prima di non abbiamo pensando a fuggire, no. O da insistere per barrare a discutere, noi avevamo subestiamo per non fare muovere. Invece non sono cansato, non cambiato, tutto sono andato a cambiare, una parte della gente che sta andando, si suia, si incrasa, torna a fare la propria cosa, invece non si intende, tutta parte non intende, che è su aso e travallando, una parte non cosa mordogaus, non cosa mosandaus. E tanto però, mentre non arrivavano, o muoiata buona o muoiata malas. Hanno cansato un sardio, pari a Gesù Cristo, sergetta a terra, hanno sergetta a terra, cansa che non piana, e gli andò a brazzetta.
uno cavala, e io sono capendo l'anno tutto atrás, intanto l'hanno muoio, e lo sono rimunito tutto sul Natale. Male, tutto prepotenza, sì, tutto prepotenza da parte sua. Guida, non vale niente gentilezza. Proprio niente gentilezza, se volete spuro, hanno menato la mano, su Vampuri, su proprio, ovviamente, non in Montesi la gadau a un carabiniere che andava a musei, non niente gli dà da te una sul raisu, viene si va bene un elicottero, no? E questo elicottero in un tritto gli narrano a Daniele sopra sull'abra, non si spunta a sposare tardive che prato arrivava. E questo elicottero si sta abbassando, non gli sarà terra cosa sostenere, ma che gli solava d'inconca proprio, a solo dimostrante. E si che destimolava cosa per salmata, proprio si sta abbassando a pari di terra. Pro gli sa il malaugo, vera pro gli sa il malaugo. E spanto, non va più un camala e non l'ha vissuto all'interno, spanto. La dieta non si sta arrivando l'elicottero, noi siamo arrivati a questo tretto, un gioviano associato, invece non che era l'elicottero e non si è tornato per qua. A noi non si attento los altri si in corso, a una parte non siamo andati, zio Cirillo, un grosso manno, però Mormedas, non siamo tornati a fuire, a dire puro. E non sono motivo, quando l'elicottero mutinde a tornare, hanno tutto d'accordo questa cosa. Invece appena si canna rimunivano un po' la gente, si devono tornare a sparare. Però la gente è tutto solidale e fumata la gente in Bahia, tramite USA sta bene. Se io ti stavo per solo i pastori, sono più spostati diretto a piedi, sì, i pastori uno spazio. Lo teniamo diretto, noi siamo su traballo nostro. Invece va tutta la popolazione, in giro non va bene. I colpi di più è stato tutta la vita, ha partecipato tutta la vita a comprare. Ha collaborato tutta la vita. Poi una cosa, io mai notai in orgoglio lo stato, tutto solidale, nessuno lamentava né parenti, né... Ma la gente, ecco, siamo morti tutto all'improvviso, sono mangiato c'è stata questa riunione su Ponte, Giuseppe prima e tutto andava, tanto cambio, macchina, non importava nessuno. Io non gli ho detto mandiare, io non gli ho. Comunque in Ive ho dovuto essere d'onesta. Noi, cada dia, riusciamo anche una dia a mi cambiare. Una dia io mi sono tontonando dai soli su Villisori e cara sull'Avra. Va bene, che una troppa di sordi umani, Giulia. Questa troppa lo sanno, ribellando. Che sul mattino sono militari, si sono ribellando, gli vanno Antonio Cucco, Andrea Herreri, Zostufo, Zospitufo. Infatti, vanno Antonio Cucco, e mi hanno ragadato, si incassi su Busile, hanno superato tutto la semina, da clupiare. Però a me, a stabilito, io sono stato, non mi cana mai più. Un'altra dia che siamo a Chirrasi, in cui era Fontanavona, in cui era su Pizzuite, se ne andava da su... che eravamo in cui, almeno ci perdiamo, gli avevamo sempre l'elicottero in pizzo, spedepede, la giustizia, però non nos intende tutto. L'ultima dia che siamo andati in Pisone, ecco, e abbiamo visto l'elicottero che sono un grosso manno, che siamo andati a Ive, l'elicottero sta arrivato quasi terra a terra, e a me piace per questa vestita, también che è in vestita, ma che non che lo poteva attrezzare a pizzos. E noi siamo spostati a fuire? Noi siamo spostati a fuire, non siamo andati a Sadie, e che mi non mi attento manco una die. Però questa sta una cosa troppo bella sul senso, solidale, tutto solidale. Si sono intesi, sono proprio veramente feriti nell'orgoglio più... hanno preso caro perché è una cosa che è stata tramandata dagli antichi proprio questa rivoluzione che c'è stata nel 1931, quindi quanto hanno fatto e quanto è stato merito anche allora delle donne. Gli uomini avevano paura di esporsi perché magari venivano confinati nel 1931, però quello io sto parlando. E anche questa volta la forza maggiore è stata delle donne, anche se ha partecipato tutto il paese. Nel 1931 ha nato innanzi Mussolini che ha tutti i suoi figli e poi sul direttorio
questo direttore è un posto da 6 persone. E una della sala riunione stato il segretario politico e gli ha dato questa notizia. Hanno fatto una permuta sul demanio, sul comune. E hanno fatto questa permuta e l'hanno fatta questa permuta. Hanno permutato, che hanno dato tutta questa zona, però con il babbo su oro, sul comune all'Orgoleso, su più valoroso, su diviso lì naravano. Una zona valorosa, ricca di terreno, ricca di abbasa, ricca di piantas, di fauna, di flora, di tutto ciò che usamento usavamo. E hanno storravano un tretto, noi lì eravamo in Utulu. Utulu da un'antanetta di abba misera, vinasa. E uno lo impervio, e non balia da, però babbo usa non balia da nulla, o mettendo che si era inghiettando a Sinferro. O mente, andava babbo. E ne che se l'è fatta, non bisogna. Io l'ha fatta. Noi siamo responsabilità di questa vita, Narao. Noi siamo responsabili di questo. Praticamente se io l'ho fatta questa cosa, non mi rispondiamo piccina, ho un indissolubile. Vino a suo dottore e paria in favore di usare, sono rava questa cosa. Per Domenichino Buscarini e paria quasi tutto. Sono state le paria anche non si comprendeva, allo saculio solamente un orario, che era questa cosa. Solo babbo però ha protestato malamente. Andava babbo per le cose a me alzai mica da gusto, un senso è un meritero. E infine io sono disposta a fare un'ispirazione di Antonio Mone, potevamo ringraziare la Beggiorgolesa, hanno fatto questa permuta su domani, hanno dato questo terreno così valoroso, a Orgoglio l'hanno usata va bene, un montone di propaganda. E babbo non tretto che aguantavo, e tanto non narravo, Antonio ha fatto bene, poi vediamo narrare, che ci hanno ucciso. E tanto Antonio non narravo, questo Martino Feddo, narravamo noi, oddio, non narravo, sono via tutto sul Orgoglio, non pare contenta la vita, non narravo di questo affare. Non ha risposto Domenichino Buscarini che l'ha detto, sparisce tutto come una bolla di sapone. No, non vado a preoccupare, io non spariamo metti una bolla di sapone. E si cantano a dire. La gente tanto hanno esposto, vai ad un pride confinato in un marotto, che ha fatto un bel esposto. E non cosa, non va manco una persona che non sa un esposto, ma sto tutte le cose. E tanto la gente ha andato tutto a prima, si primavano, l'hanno spedito, non mi arrivava da nulla questa cosa. Tanto, si sono intesi a sapere. Tutta la gente, tanto fatti strita tutti i amminos. Proprio la notte di Arbesenda Sant'Umallo. Hanno fatto tutti strita adesso amminos, svegliati popolo dormente, il comunale è venduto. Cominciano la gente a cambiare, che vendono sul comunale, l'hanno scritto venire sul muro, andano prima, in aprile, sono inteso a mesi Sant'Umallo. Tanto che era Sant'Umallo, si cagano alle 5 caffè, bene. E se no non si pone sulle sprone e muoiono a comunale. Se prima si vanno in tramma, non narravo. Naurin, Pepe da Zuri, la mamma e Sorgadone, Domini, c'è Nania Rosa. C'è Caterina Aricesa. C'è Caterina, Antonio, è venuta a c'è Aurello. C'è Aurello, grasso, tozzo. E se fuori, ma ci mandano, narravo. E se fuori la vendendo su comunale, non bisognava da noi, non bisognava c'è Caterina, tanto vedevano. Però ad ogni modo che spesavo c'è Aurelio pure che sta andando, e non mi spantavo, non mi mai, io devo andare più in 2 giorni, noi siamo orgogliosi. E che c'è Aurelio? C'è Aurelio Gianoglio. Spantavo, come te dico, tutto questo compare, sono un bariduno che l'ha accennato, io ho intenzione di questa cosa. E in paio di una gru, e hanno dovuto che entrare da prima, ho mentito in allarmato, tutto. Poi parlavo un punto tutta comunale, la gente, non porto. E tanto, ma non eravamo imitando di posti, hanno fatto un telegramma a Mussolini. Su sabato Manzano aveva un gruppo di donne alla porta del municipio, a Endeustato Mossa. Solo unisi ha tirato un telegramma, se ho mentito questa cosa, sono abbastanza via, sai, nel diluvio. A 6-3 giorni andava a questo telegramma a Mussolini, narrando, aveva ancora un gruppo di donne alla porta del municipio, a narrare, e fa questa, o
questo solo fa, è del diluvio a Narao. A canza da tenere un telegramma Mussolini manda sul prefetto Passizzo. E che sta barrao sul prefetto e ne posto a Passizzo, sul tempo che sono barrao, il babbo confinato, stanno andando arrestato, un grusto. E però, sapere non l'hanno fatta. Babba Narao, non è che il 2 anni scandato in banno del confino, di anno, bastante non hanno fatto questa cosa, la preoccupazione, io ho questa fermata, è una cosa troppo disagiosa per sapere una cosa, non era babba. Cada uno andava vivia magari vai a prosaffollamento di giustizia, soprusi andavano in Sassemina, ecco, timende su Zomene a Sassemina non lo sei, non da defettasi, ovviamente che a Moneddo, Moneddo hanno bimuia, Moneddo si sta podando perché sta a terra, a trazzo tutto in un guardario, siamo andati a Sassemina, stanno che la muspia. La prima volta, sempre stimenda, portano che lo sai riempiare da ide, a un'inchilla, abbiamo fino a elicotteri infatti, maschi su Vile Loana. Giù io sempre elicotteri, sono sprusi che assavano, io sono stilo proprio da Loana. Io sempre spreo in militare. E una di loro ha dato noi si può l'arnarao, e lui andava a macchina che arriva ora. Impresa, schigliamo in moende, dai. No, ma tu ti aspettavo. E ho sempre preoccupata. Annunciavamo, se chi lo piavano, noi non siamo nulla, no? Tanto non mangiavamo, incominciamo, siamo sia tutti assieme, non siamo spostati d'accordo, a broccare macchine e tutto. O mentre arrivavano, noi a non sedere e a broccare tutti i militari. Sono militari tutto, mandanti e tutto, e vai. Poi a un certo punto non spiccano e vengono infattissi e noi siamo tutti spappagliati. A ultimo non tornano a urrerapare, a non riunire e non riunire a fondo di un'ilide. E non si hanno fatto sedere tutta in fondo di quest'arbore, tutti assieme sono. Tutti sono militari, loro avevamo anzi di custodia, inghieriosa noi, sono presas. Non ci potevamo spostare. E non li saponerò, e apro una pezzinetta. La podassai in affidamento a se sorrieda manna. E tanto andava questo militare e lì una era da su mandante. A pezzi mi lasciava di sire così, hai una pezzinetta minore da allattare. Quindi tanto venne urdu andare a micandare, ma io sola non mi cando da no, io devo tornare a piedi. E mi lasciava un panzapuri, siamo stati iniziata tana, presas. E la gente si spesa tanto, se non mi sto a fare, ma non si minore, se spezzino minore non si può più quasi tutto, infatti, parte della stava in vita. E in cambio, tiane su cambio, su portavoce, a buginava su cambio, un momentino, a chi non tornava a entrare sul militare da dentro. E siamo andati a tutto il apparato, su comunale, e lì bisognava per una cosa, e lì bisognava per satira. E così che è stato organizzato tutto a pare casi. E non motivano, non bisogna chiedere, non allegare male, piara tutta paressa calma, e base già semina, da innanzi, mezzo su, pro di strada noi. Infatti sono andiamo andata e questa gente, sono militari, lo avevamo stato a pari solo, noi che eravamo stati a venire sul comunale, e lo siamo spiato a piccolo, ramos. E tutto a Parigi si da innanzi, tornano a marcia indietro e noi si da innanzi. Se che lo siamo arrivati sul territorio delle donne. Fino a che lo siamo arrivati sull'ultimo piede posto in questo territorio delle donne, non bisogna muoias, e abbiamo vinto. E loro tutti si pare d'accordo, parlavamo volando, andando muovendo, parlavamo una cosa, ma però se sviluppasse da oggi, viene su questo pionzo e avevamo dei sospicinos, poteva capitare che si sia delle cose, e noi non vedevamo nulla, lo spiavamo, come se non è proprio assolutasa, denaro che lo vuole, questa cosa non lo studiavamo e basta. Assolutasa proprio, non lo studiavamo. Osa, perché lo vedi dentro, no, abbiamo tutto per la truva, lo spiavamo. Angeletta, io sto raccontando di mia moglie, a lui la sera aveva in pancia, e una tre sei luglio che puoi passare, ed eravamo il 28, 29 giugno, Pinzamanna. E anch'essa voleva andare a combattere i soldati di Pinzamanna. Lui si appopolava il Pinzamanna. Sono usciti i militari, ma che cosa state cercando lui? Stiamo andando a Portobello dove non sapevano nemmeno dove era.
Sì, erano portate a sedere. La prima macchina che passate queste le accompagnate fino alla gola. Voglio di via! Ci sono dei libri di curiosi. Guarda più sacrificios, specialmente da parte assassinas, abbandonavano a Burzi da dopo, viene spezzino minori in vita, a provennere a occupare su poligoni con loro, non essendo entrato sul militare, e lo dobbiamo respingere a tutti i costi. La partecipazione delle donne, secondo me, in quel momento lì ebbe un salto di qualità molto grosso, in tutto, sia come per esempio furono le prime assemblee pubbliche in cui parlarono delle donne. Questo non era una cosa così scontata, anzi in quel periodo lì c'erano delle donne anche iscritte a partiti di sinistra, così, che partecipavano in qualche modo, ma in genere pubblicamente non partecipavano. Invece in quell'occasione fu proprio un'uscita pubblica, no? E quindi parteciparono alla pari, diciamo, con gli uomini. Ci fu anche un fatto di costume, io mi ricordo che fino a quel momento lì le ragazzine di scuola non volevano portare i pantaloni, no? Anche a genere. In quei giorni, per ragioni anche per esigenza di lotta, nel senso che bisognava correre, bisognava scappare dietro, insomma, non farsi andare in montagna, tutti ne approfittarono, molte ragazze giovani si misero pantaloni, da quel momento il pantalone diventò di moda, diciamo, una cosa da normale. Infatti noi anche come circolo avevamo puntato su questa partecipazione, no? Perché delle donne, infatti si era fatto un volantino specifico e anche un manifesto su questa cosa qua, no? E in effetti fu una partecipazione di massa. Antes subivi un posto za campagnola della giustizia, siete si battestazione. No, sto carabiniere torna campagnola in palla, ne vinta di scandare. Hanno abito la gente calma. E se la cansava, accelera si chiolare. Si battestazione si regata a terra in mezzo stradone. Hanno abito che a terra, questo torna a frenare. Ma lo sa chi è quello? No, non è perché. Che vuol dire? Quel vecchietto lo sa chi è? No. Quello ha fatto 10-15 anni di latitante e la testa gli gira. C'è che marci dietro, muove diretto. A un certo punto si è deciso che questo noi dobbiamo bloccare, basta sul popolo se muoio completo. E cada uno aveva di occupare lo stretto esploso strategico, a eso les podía dar en olla, per non poter essere manovras. E qua a volta non gatavamo las perdas su, portava per stare attenti. Sono militari. Os carabinieri e polizia sono il suo lavoro, sono militari. Sono bene fatto, anche la dello Stene, la volta per se la campagnola si poteva curare. Dette magari non si poteva correre a piedi, buscavano per la sovada, il amor di tirare per la sovada. E voi permettete le campagnole, sono bene fatte perché non si poteva tenere, si possono rimunire per non mantenere i voi amici, in modo che tirare un tretto per non poter disturbare la manovra, sono lavoro pure. Hanno usato una sperda, secondo me. No, noi non troviamo scarabao, nada, in cui non lo vedevano, la gente umera. Amor di controllare il tretto e si erano fissati, eravamo su tempo di lavoro. Ci stanno per non riscovare, devono andare a dovere perdere. Io non ho più tanto questo cerchio che io ho messo, si tenevano rimanendo dai, va a due cerchi di polizia, infatti che non erano io ancora, non erano arrestati, infatti non andavo stando alla prefettura probabilmente, ma se no sprusa a protestare e avevo pure una volta. In modo che questo che lo sarebbe, non vi entravano, cioè non hanno fatto nessun reato di nulla. Infatti questa assemblea sono esavertita, devono arrivare a Samano, devono usare il male in nuda. Infatti a volte questo militare mi schino da Marazzapao per il mio, i stracco, gli stanco, proprio lo spugnano di sentinella, io sono presidente su questo poligono di tiro. E sul rispetto totale non si riesce ad arrivare a nulla del male. Ma no, prima di pieno accordo stanno a repressione a forza. Unas 200 o 300 tra pastores e operai sono stati denunziati, ora più processi, insomma, noi si è là tutto in dolore. Sì, io sono da Sabas Perdesano, tu che parlavano sempre questi militari.
E sa gente che vincono causare, se a noi sì, che entra noi, giusto? Non facciamo sorso anno, non abbiamo una idea. Ma ho deciso, magari sta barabini, io sono un mese. Per un mese, la gente decisa, era decisa fino all'ultimo momento. Tanto che quando hanno visto la resistenza della gente si sono calmati anche loro e quindi hanno indietreggiato anche loro. No, vai a tremizzi indietro tra poliziotti, carabinieri e militari. Hanno avuto momenti in tutti a lotta, a volte in certi momenti los ánimos se esasperan a noi, è un caso semplice. Teníamos los carabinieri de policía e militares eran personas solamente a noi. Queríamos una lotta. E penso che a un certo punto l'hanno preso i nazistas. Ma se no è difficile, una idea di lotta a creare un irto, poteva succedere, e ne usare armi, poteva succede se lì cosa di grave. Ma se noi sul popolo difficilmente va un governo che si chiede a combattere la senara di noi, tanto è una guerra dopo. Non fu discontato, no? Questa lotta sarebbe iniziata pacificamente, solo militare, si trattava di un incontro tra popolazione e militare. Quindi l'abbiamo spuntato noi, a un certo punto si sono visti costretti a trattare in noi, stanno per andare una delegazione a Roma. Avevamo sottosegretario alla difesa, era Francesco Cossiga. Francesco Cossiga al primo hanno operato le tonsille, non parlava, faceva tutta gesta. Ma questo secolo prevedevano e noi dobbiamo sgrombare a sostenere devono lasciare i suoi esercizi e sono di piampare poi dopo. E quindi ha corrisposto non si parla sull'atto. Non solo sus pastores, ma poi una similità una alla fino travallo, in cambio per una garriande perda o antisia de traballo hanno corrisposto a tutto. Si a manivales, a parte viene sempre un cambio, ad esempio, los carichinos pagano a tutto. Su mere su cambio e su carichinos scuro, allora disturbavano di travallare senz'altro. Però i patti della commissione è andata si sono impegnati che non lo facevano più permanente. Noi era quello lì che volevamo, che non fosse permanente, perché loro la ristrutturazione del villaggio l'hanno fatta in funzione di permanenza, capito? Poi hanno promesso gli indennizzi ai pastori, dinare, poi c'erano i furbaschi, noi andavamo a scegliere su Mesina, noi andavamo su cambio per il picco, sempre di cui era posteggiato per il picco. E sedevano sopra, solo i siciliani, e si caccalavano. Stiamo andando al nostro bestiame, e dove abitate? A Coneai! Piavano tutto sopra, non piavano. Erano pastori anche qui, gli ubriaconi. Ne hanno lasciato di più. Stavano poi a malumore, dopo hanno risarcito, andavano anche giusto di andare a beneficio di tutti, non solo dei pastori. S'ammassa la pensava di questa forma, ma però io la comprendia di suo senso giusto, naravano. Ma io sono andato all'interesse mio per difendere il poligono, per non fare sostino, per difendere il territorio nostro. Però a me non mi disturbavano, io potevo andare a destra, magari idee, e va bene. Però non si disturbavano i pastori, di piantare i pastori solo, e questa è una cosa. E non approfittavano, va a pastore e curino in Macumele, per un'area, curino in Campidano, curino in Baronia, e narano, si prestavano sul militare. Noi di più non sul bestiamene, avevo e di essere sul poligono. O non spaes, a noi spulu, o battiamo sul bestiamene. E in qua hanno ricattato, lo sono a pausa tutti, no, rimanete dove siete. Un bollettino subito da babbo, e non sai, avevamo per il assegno, ragazzi, per il bagaglio e tutto a fare. Questo bollettino sono andata per indennizzo tanto. E mi narravo, come mai narravo questo uomo, narravo vecchio e sta ancora all'ovile. E vede, non c'erano tante di pecore, c'era soltanto 25-26 pecore, sono poche quelle che poteva tenere, e ce n'è poche. E adesso dove sono le pecore? Sono al Sorasi, le ho detto, nonostante che era una bugia quella. Tutta pare serviva per spero che tanto mangiamo, tanto hanno cominciato tanto a mangiare. Mangiamo aro. E io mangiamo aro.
Però forse noi pure si può dire che una via d'uscita andava trovata, cioè noi potevamo fare, mettersi, continuare a fare la guerra contro l'esercito. Pur non essendo d'accordo, noi in pratica non dicemmo di no. Non dicemmo di no. Questa delegazione che aveva trattato con Cossiga aveva preso degli accordi. Fin qua non siamo tornati dal primo giorno, dal 19 fino al 25 che siamo entrati da Roma, almeno allora c'era stata un'occupazione. La gente povera era anche stanca. Ma soprattutto gli accordi erano favorevolissimi per i pastori, perché in sostanza il tipo, insomma, quello che noi volevamo, pensavamo comunque anche molto velleitariamente al cerco del centro, pensavamo di buttare, cioè di far perdere la faccia allo Stato, al Ministero della Difesa. Poi anche l'eventuale dell'esercito venivano d'accordo, sono tutto memoriale ai Forni, troppo comodo perché a Forni Forni lo voleva perché era vicino, andavano a comprare lì, ma Mogliale io ne ho comprato. Qui entra in ballo la concezione che aveva il Partito Comunista, la concezione legalitaria del Partito Comunista. Ma Mogliale erano inquadrati, diciamo così, nel comunismo ufficiale, anche il sindaco e altri. Per cui contestare l'esercito non rientrava assolutamente nella loro linea. Quando loro si trovarono in questa batata bollente di questa rivolta popolare qui, cercarono in tutti i modi di incanalarla verso strade istituzionali. Subito dopo Pratobello, io e Orazio che eravamo nel PC con altri fummo, diciamo, radiati, sospesi, insomma, in qualche modo ci misero la scarpa nel sedere perché non avevano gradito la gestione che noi avevamo fatto della lotta. Pur di uno di naravano, ma qui state facendo una lotta di bandiera, qui e si vede che si spiegare, noi siamo appena 2 mesi da un'elezione, vai a San regionale, a mesi prima. E all'incirca 1030 voto, 1350, sa DC, 200 in bando, 280 su PC, io ne so sorta per un'anna, un par di salvista, socialista, PSU, mentre sotto la sigla, l'estrema sinistra, insomma, la maggioranza è la democrazia cristiana. Il suo governo va a democrazia cristiana, non oltre all'Homo Sapiens, però in tutti i partiti, indistintamente. Nonostante tutto, nonostante che la DC fosse al governo regionale, nazionale, che fosse la DC la responsabile di questa tentativa di istituzione, eppure la DC aveva la maggioranza anche al governo, capito? Cioè la corrispondenza, ci eravamo convinti ancora di più del fatto che la corrispondenza fra i risultati elettorali e le lotte non fosse automatica, anzi per niente. Cosa hai preso da rabbia, di nervosia, a essere desa nuova, essere desunione, si stampa tutto, mi pareva io una quotidiana, superiore, e travisare la realtà, il fatto non lo riportavano su gli urini, naravano vai ad una orza di sinistra, io su PC locale, su partito di sinistra, e si urine momenti e credere in una lotta di partito, in una lotta ingiusta, mentre la verità non era solo sul giornale di sinistra, tant'è il numero di unità di Sarvie, e sul titolo in prima pagina addirittura narrava i pastori sconfiggono i cannoni, un bello modo del titolare, anzi questo non è unità, la sostanza usa propria è unità, in vie nuove, questo settimanale è partito proprio da io, fanno soldatos alle di stauso risultati politici precedenti per dimostrare che non vai alla lotta di nessun partito, una lotta di sussistenza della popolazione, di salvaguardare l'economia della vita. In Bruso da non credere sul militarismo, non fu necessario essere questa esercitazione, né intanto, né come, né mai.
E noi tutte le mattine, tutti i giorni, quando facevamo l'assemblea, leggevamo gli articoli che riguardavano già prima dell'occupazione del comune, il parco, e poi anche durante Pratobello. E ricordo che proprio in una delle assemblee di Pratobello, di fronte al villaggio, prima che iniziasse l'occupazione dei terreni, prendemmo di petto uno di questi, che era scritto che erano i soliti 4 gatti maoisti. Non aveva pira, però a Pilastro. Hospitale, io sono giornalista avuto, non ho detto numeri che una volta l'abbiamo spiegato, prima lo guardavamo solo, in Sappicanova. Erano presi tutti così, però ringraziamo Pino Fiori più che altro perché ci ha fatto un servizio, ti dico che era abbastanza, ci ha stipeso, ecco, era la verità, non più l'altro. Poi da Roma ci avevano telefonato, e noi eravamo sempre in loro, che avevano preso un accordo e domani mattina quando arrivavano ci dicevano come erano i fatti. E abbiamo fatto questa riunione clandestinamente in Pepe Urbano, dove è stato la Pepe Urbano, e abbiamo deciso di ritirare tutto, perché eravamo stati fortunati, in una settimana di lotta non si è scappato il morto, poteva scappare il morto. Quando abbiamo deciso di finire la lotta, abbiamo insultato tutti, solo gli anarchici erano intransigenti che si dicevano e siamo partiti per chiamare tutta la popolazione, perché in vita non va nessuno. Arriviamo al bivio, la gente, era a Mandara, c'erano i poliziotti, facevano un giro, la gente era tutta lì ammassata. Abbiamo contattato con questi qua, abbiamo parlato e hanno capito e ci hanno lasciato andare, ma ce n'era di roba. Diceva, mi ricordo Tonino Gimelli, non prendere la macchina fotografica, che errore che ho fatto quando ho visto tutta questa accidenti. Diciamo che subito dopo la lotta di Pratobello iniziarono ad arrivare gli avvisi di garanzia. Esatto. E i 7-8 di noi, i primi 7-8 di un elenco, ci dissero che rischiavamo l'arresto perché c'era. E per qualche giorno dormivamo fuori, cioè fuori di casa, ecco. Se ne andava il giorno militare, se erano esordi, si andavano a Sastella a sparare. E sabia che stimio, insomma, non bene di Sapaulina, non di Susaviti, ma ecco, e se ne arrivava proprio a così Susa, di andare represso poi la lotta, di andare usato la repressione, infatti se ne andava dalla magistratura, io ero pronto a giudicare e a ordinare. Aveva una lista già di proscrizione, di condannare. Allora prendevamo dei presi, ci avevano licenziato, Francesco l'avevano mandato a Trentina, che era esiliato, che era di ruolo, noi invece io, tu, Mario Rubano, avevamo ripreso Pietro di Salvo, eravamo stati licenziati dall'insegnamento. Comunque questa lotta è stata abbastanza beneata e sostenuta dai tutti. La partecipazione è stata unanime di tutte le forze politiche. Naturalmente però per essere un risultato, per essere questa partecipazione, di sensibilizzare tutte le forze politiche della gravità del suo problema, sono state le forze di sinistra a sensibilizzare. Giustamente la popolazione ha riconosciuto una lotta giusta e ha trainato tutta la popolazione. Nessuna categoria sola. Non fu di stare resistiu sul pastore a difendere il pastore di stare la lotta e resistia a vaia da forze operaias, intellettuali, casalingas e tutte le forze. Secondo me la gestione di quella lotta fu una cosa molto corretta, perché si gestiva collettivamente, no? C'era l'assemblea, come ho detto prima, e poi veniva deciso tutto in assemblea, per esempio anche gli interventi di tutti in assemblea venivano ridotti possibilmente a 5 minuti, no? In modo che anche i politici di professione non prevaricassero troppo. Non ci si riusciva sempre, ma insomma quando ci si riusciva era un fatto positivo. E quindi tutti erano coscienti che non si poteva fare azioni, non so, da pazzoidi, insomma, no? Anche in momenti di cose.
per esempio nessuno andava in giro armato, insomma, ecco, questo qui è un fatto positivo. Pochi portarono in giro coltelli, anche se logicamente poi in alcuni giorni alcune persone furono fermate, avevano i coltelli in tasca, ma i coltelli dei pastori normali, insomma, no? E così via. Ma ecco, la resistenza, fu deciso che la resistenza sarebbe stata passiva, no? E infatti ci si faceva trasportare, si veniva catturati da... e anche i primi 2 giorni, quando che furono di un po' di scontro più frontale, insomma, però furono gestiti abbastanza bene. Sicuro non tornarono, non ti vinca, avevamo vinto sicuro poi dopo. Dopo più si raccordo, e se si torna a provare non crede sì. E non sono dormito, no? Oh. Comunque abbiamo avuto una grande vittoria, siamo stati soddisfatti. Si era preso soddisfazione, forse sta una, si narrava tanto della lotta, l'esercito di una popolazione civile, l'esercito si stava vittoriosa e pacificamente, forse non si risettavano una maturità legale e civile e di solidarietà e di lotta di una popolazione, di orgoglio e da non me ad essere gente selvaggia, gente arretrata. È diventato un simbolo proprio bello, tutto in quella lotta. Ha rappresentato una lotta, non so, ad animosa gente di là si difendere. Juve si deve pensare, Juve no, morre sì, ma se no.
feet. I'm so tired of running from my own heat. Take this package and here's what you do.